perché se no non ti vedo. E ti metto anche già il tempo. Vuoi parlare te? Devo stare in piedi perché qui... No, perché stavo pensando, se vuoi metterti... Se no non vedi. Puoi metterti al di là dove... No, vedi, qua vedo. Prendo i fogli con le informazioni perché non conosco la squadra avversaria, quindi ho detto. Dicono mi fanno di quest'anno così dalla Buonasera a tutti. Benvenuti a Ravi, alla partita Gami Volley e alla nuova Aspi. Ritorna la Serie D a Gavi. Le squadre sono entrambe formazioni di tipo da parte del coach da Caserata. In campo capitano Schierini. Il sorteggio prevede la battuta da parte di Aspi in battuta, numero 42, Rosa Elena. Tutti pronti? Bene, si parte. E palla fuori. Capitano Schierini, primo attacco, non ha finalizzato. Ancora in battuta, numero 42, Rosa Elena per Asti. Battuta corta, piazzata, buona, il contrattacco niente, no. Tentativo di contrattacco non finalizzato e siamo a 2-0. Ancora il 42 Rosa Elena in battuta. E palla fuori 2-1. Al servizio Sicilia Storino. Palla, attacco fuori e si va su 2 pari. Ancora Sicilia Storino in battuta.
battuta flottante, palla trattenuta nel muro da parte del capitano Mascherini e palla deviata e punto per Asti. Al servizio numero 39 Valentina, cambio di Bertelli in opposto, ben difesa da Asti, buona la difesa di Cecilia e attacco fuori di traverso Silvia. 4-2 per Asti. Ancora tutti Valentina, buona la Ricce, palla ancora buona, rigiocata e Vani fuori di traverso Silvia, colpo non tenuto dal muro e palla che cade e siamo 3-4. Al servizio il nostro centrale Lolaico, e palla che schizza via e punto per Asti. Servizio numero 35, battuta flottante, palla non ricevuta bene da Gavi, buona difesa, contrattacco di Mascherini tenuto, fallo doppia, l'arbitro fischia fallo di doppia, quindi al servizio capitano Mascherini per Gavi e Gavi Novi. Bella battuta flottante che scende in zona fra 2 e 6. Ancora il nostro capitano, battuta di nuovo molto insidiosa, però ben tenuta da Asti e palla finalizzata da Silvia attraverso in banda, ottimo punto, ottima giocata e siamo 6-5 per Novi Gavi. Ancora capitano Mascherini, battuta flottante a fil di rete, tenuta con difficoltà da Asti. E punto in seconda, intenzione di Valentina Bertelli ed esperienza su una palla non appoggiata benissimo, riesce a finalizzare. Il servizio di capitano Mascherini sta mettendo un po' in difficoltà l'avversario. E palla fuori dell'opposto da parte di Asti e siamo 8-5 per Novi Gavi. Ancora capitano Mascherini al servizio. E stavolta non riesce purtroppo a ripetersi dopo la serie di ottime battute del nostro capitano. Al servizio il numero 28 di Asti. Scambio prolungato.
squadre si stanno fronteggiando in questa fase molto bene. Attacco in seconda linea vincente di Cecilia. Cecilia Pestarino colpisce, ottimo punto. Servizio Silvia Traverso, numero 17, Gavinovi. Primo tempo ben difeso, altrettanta difesa buona da parte di Asti. E quarto tocco per cui punto per Gavinovi. Ancora Silvia Traverso in battuta. Palla appoggiata, l'attacco del centrale vincente, buona Matilde Carrea, numero 16. L'allenatore di Asti chiama il primo time out. Poi ci verrà gelata dalle disposizioni alle sue ragazze che hanno avuto un'ottima partenza in questa partita, diciamo, difficoltosa contro una buona squadra. Ancora Silvia Traverso in battuta. Grande difesa del nostro libero. Palla ancora contenuto nel muro e Cecilia stavolta perde la coordinazione sul punto e punto per Asti. Servizio numero 25 per Asti. Battuta spin in salto, comunque ben contenuta, e contrattacco di Cecilia Pestarino che ha trovato una sequenza di punti molto efficace. Servizio Matilde Carrea, palla corta, vado io, vai tu, e la palla cade. Colpo tattico da parte di Asti, che è in servizio col numero 40. Battuta flottante. E attacco sempre vincente di Cecilia Pestarino in mezzo al muro. Battuta al nostro palleggio Valentina Bertelli, battuta flottante tesa. Al quarto tocco la palla non supera la rete, il tentativo di, diciamo, colpo sotto roll shot da parte dell'atleta di Asti, palla troppo corta, diciamo il quarto tocco.
conteniamo, la palla deviata dal muro, free ball e attacco in seconda linea contenuto da parte di Gavinovi e palla fuori, palla fuori di poco, ma era fuori. Giusta chiamata dell'arbitro. Numero 42 di Asti in battuta flottante insidiosa, buono il libero, e stavolta Cecilia Pistarino non riesce a passare, è molto murata, il muro efficace di Asti, ben piazzato, diciamo. Ancora il 42 in battuta flottante, cambio di gioco, attacco dall'opposto, contenuto e attacco lungolinea, palla non facile da giocare ma girata molto bene sulla parallela di Capitan Mascherini. Ciglia Pistarino, battuta numero 10 per Gavinovi. Numero che contiene la palla, attacco in seconda di Cecilia, è efficace ancora, Cecilia oggi è in buona forma. Battuta, salto flottante, primo tempo palletta. Ben difesa da Asti, ricostruzione e palla ben murata a due che hanno chiuso la diagonale in modo molto efficace. Time out chiesto dal coach di Play Asti, secondo time out del set. Gavinovi è tornato in campo, e anche Leasti è pronto per la ripresa della partita. Si riparte. Pallonetto ben tenuto da Bertelli e palla alla fine concretizzata in qualche modo da parte di Gavinovi e siamo a 18-10 per Gavinovi. Cambio, il coach chiama un cambio, esce 35, entra 22. Disposizione del coach, la sistemazione in campo, controllo la formazione in corso. E Cecilia in battuta. Battuta insidiosa che mette in difficoltà la ricezione di Pleiasti. Ancora Cecilia in battuta.
attacco a rete da parte dell'atleta Pleiasti e siamo 20-10. Tutte flotte molto insidiose. Free ball con possibilità di finalizzare e non riusciamo invece a finalizzare nel modo giusto. Questa volta non c'è stata intesa tra Laico e Bertelli e la palla è caduta nel nostro campo. Attenzione alla ricezione, battuta molto corta, una battuta efficace da parte dell'atleta Pleiasti, palla ficcante che è caduta nei 6 metri. Stavolta invece Silvio attraverso una buona ricezione, ottima difesa e ricostruzione, fase di contrattacco, possibilità e fallo di invasione da parte probabilmente di Bertelli. Sembrava proprio Bertelli aver toccato la rete. Altra battuta da parte del 39. Free ball, palla regalo. Attacco invece dell'opposto, fuori. 21-13 per Gavinovi. Buono servizio dello Laico che cade dopo aver superato la rete e mette in difficoltà le ragazze di Asti. Palla di nuovo fuori, ancora fuori di Asti. Siamo 23-13 per Gavinovi. Palla che sfiora la rete e passa, e quarto tocco, palla che non passa, e 24esimo punto per Gavinovi, 24-13. Palla tattica, pallonetto a scavalcare il muro da parte della banda che ha avuto questo gesto tattico che ha portato il punto. Capitano di Asti chiede la formazione. Eccoci pronti alla ripartenza. E si batte per il 7. E palla diciamo spizzicata da parte del centrale Caria Matilde, ma alla fine il colpo è stato efficace e Gavinovi si impone per il primo set per 25-14. Un buon primo set giocato dalla ragazza di mister Barbagelata. Ora ci sarà il previsto cambio a campo con la sanificazione delle panchine in base alle norme Covid e speriamo di abbandonare questo rituale il più presto possibile.
mister Barbagelata sta comunque facendo il resoconto del primo set. Per quello che può aver funzionato, per quello che invece c'è ancora magari da correggere. Poi questo per i freni, Ok. Perché poi in questo momento non si riesce a dire, no? No, ma c'è anche dei se lo mettere in casa, Sì, sì, no, per forza. se lo mettere in casa, l'abbiamo trovato, anche per le prossime volte. Ok, siamo pronti per il secondo set, le squadre tornano in campo, non ci sono cambi nella formazione di Gavi Novi, che si presenta con lo stesso sestetto. Controllo delle formazioni da parte dell'arbitro. E ci apprestiamo alla ripresa del gioco. Valentina Bertelli, gladiatore, a servizio, tutta flottante, ben ricevuta da Riasti, altrettanto buona la difesa e appoggio invece. E chiusura del centrale di Asti che ha girato la palla e diciamo, il muro non è riuscito a contrastare questo attacco vincente. Una buona realizzazione da parte dell'atleta di Asti. Tutta in salto, spin, fuori, giudicata dall'arbitro. Da questa postazione sembrava poco al di là della linea, però non mi sbilancio, l'arbitro l'ha visto, spero bene. Battuta di Valentina Corzini e palla attaccata alla rete, murata da Mura 2 di Gavi Novi. Ancora Valentina Sforzini a servizio, palla fuori, palla che ha sfidato la riga fuori.
qui siamo sul 2 pari. Il servizio numero 40. Palla murata fuori da parte di Asti, qui punto per Carolina Laico, il centrale al servizio del Gavi. Muro efficace della nostra capitana Mascherini, che il muro praticamente a 1 col centrale infine in ritardo e comunque è riuscita a chiudere lo stesso molto bene. E anche qui una ricezione, diciamo, con palla a regalo, in cui ha approfittato molto bene Silvia Traversa. Ancora la Laico in battuta. E il muro sta funzionando, il muro in questo momento ha una buona lettura sull'avversario, una buona lettura sugli attaccanti. E parallela vincente di Capitano Mascherini. No, l'ho vista male io. Punto per Asti invece. Palla fuori, battuta fuori. E siamo 7-3 per Gavi Novi. Cambio per play Asti, esce 28 e entra 42. Battuta vincente di Capitano Mascherini. Palla tenuta e attacco di Silvia Traverso, anche questa volta tenuta dalla difesa. Palla diventa dal muro, ricostruzione in corso e classico tocco a cercare il muro avversario da parte di Silvia Traverso, tocco d'esperienza. E sempre Mascherini al servizio. Palla molto tesa, fast dietro da parte di Asti che è stata contenuta, appoggio, gioco in apertura da parte del palleggiatore che ha portato via il muro avversario e siamo 10-3 per Gavi Novi. Anche questo secondo set con la stessa concentrazione del primo, Gavi Novi è entrato in campo, la squadra molto concentrata. Ancora Mascherini al servizio, tutta sempre importante e molto tesa, apertura sulla banda. Sì, quarto tocco sulla rete, la palla troppo bassa l'attacco di Mascherini. Cambio del palleggiatore e cambio dell'opposto da parte di mister Barbara, che fa
respirare un po' le giocatrici che sono state in questi 2 set un po' impegnate. Buona comunque la combinazione d'attacco, la palla leggermente lunga, e punto per Asti, 10-5. E palla comunque vincente, diciamo efficace da parte della nostra atleta De Benedettis Alice. Si attraverso una palla che non passa la rete. Numero 35 in battuta per Asti. Attacco di Sforzini ben difeso da libero e attacco fuori però di Asti. Attacco in seconda fuori. E quindi sul 12-6 per Gavinovi al servizio Matilde Carrea. Alla corta e palla per il centrale che finalizza una bella palla ben giocata. Numero 33 di Asti che si accinge al servizio. Attacco di Sforzini, roll shot a superare il muro e palla che cade in zona di conflitto e gli avversari non riescono a tenere questa palla. Benedetti Alice al servizio. Giocata. E palla fuori, ma forse no. Arbitro ha chiamato la palla dentro, ha sicuramente visto meglio di noi. Rientrano le due atlete che erano uscite precedentemente, per cui cambia il palleggiatore, rientra il palleggiatore Bertelli e rientra Capitan Mascherini in opposto. Battuta in salto, spin, non particolarmente forzata, ma è caduta molto bene, è caduta davanti ai piedi degli atleti di Gavinovi. Battuta, salto, spin, ricevuta, palla all'opposto, Indiago che si infila all'angolo in campo, palla in campo e 14-9, 9 per 9 Gavi, punto vincente di Valentina Sforzini, numero 18. Banda. Palla molto efficace, con una traiettoria particolarmente ficcante, che è superata la rete, è caduta proprio in mezzo davanti ai piedi dei ricettori. E passa la diagonale e non riusciamo a contenere. Punto per Asti che ha saputo finalizzare questo attacco.
Buona difesa di Asti, palla in seconda linea da 6, contrattacco da parte di Traverso, palla murata e in qualche modo Asti riesce comunque a tenere vivo il gioco. Primo tempo comunque vincente, particolarmente brava Valentina Bertelli a tenere questa palla molto attaccata alla rete, a non toccare la rete e a salire con palleggio in salto, che ha permesso al centrale di finalizzare il punto. Attacco dalla seconda linea dell'opposto, nuovo attacco dalla zona 6, e finalizza poi palla fuori l'attacco di Asti, per cui 17-10 per Gavinovi. Sempre Lolaico al centrale, battuta, fast, Morata in lettura da parte della banda Traverso, e comunque Mascherini che comunque palla alta e difficoltosa, sposta il corpo sul braccio suo di attacco e comunque senza paura tira lo stesso questa palla, che comunque porta a un punto non facilissimo. Ancora la battuta di Lolaico. Primo tempo Murata contenuto temporaneamente e Muro che funziona, per cui non ha neanche passato la rete, per cui quarto tocco da parte della banda. - 19-10. E diagonale molto stretta e vincente. Time out chiesto dall'allenatore di Asti. E si ricomincia sempre con Lolaico in battuta. Palla deviata dal muro, tenuta dal muro, ma nel nostro campo, e non è stato possibile intervenire per rigiocarla, recuperarla, per cui punto per Asti. 20-11. 42 in battuta. Punto concretizzato da Capitan Mascherini. Che adesso è al servizio. Battuta molto flottante, possibilità di ricostruzione al momento non finalizzate, e punto per Asti che passa in mezzo al muro. Punto della banda
di Asti. Numero 32 in battuta, cambio 32-39, qui va direttamente in battuta 39. Battuta costante corta, ma buona la ricezione di Sforzini, peccato l'attacco deviato dal muro. Palla ancora buona, sequenza di palla girata tutta di polso in parallela da parte di Silvia Traverso dopo un'alzata quasi miracolo di Valentina Bertelli, che ha una movenza sul campo che tutti conoscono. Questa volta l'attacco di seconda, diciamo, all'altezza dell'atleta ha prevalso, probabilmente non è neanche stata tanto contrastata, per cui 22-13 per Asti. Numero 35 in battuta, sempre flottanti, attacco di Sforzini contenuto, attacco fuori da parte della banda di Asti. Il numero 40 tira parallela lunga, cambio del centrale. Esce Matilde ed entra Matilde. Scotti Matilde. Questo numero 7, Scotti Matilde in battuta. E si riprende. Sforzini tira molto forte sul muro e prende le mani dell'avversario e conquista il punto. Ancora Scotti al servizio, palla ficcante e si chiude sul 25-13 il secondo set per Gavi Novi. Tanto la uso anche a lavorare. Sono abituato. Anche col cavo. Perché facciamo le call, facciamo le video. Ormai usiamo le call. Lavoro all'epoca. E nel
siamo coordinatori da sede, diciamo, di quelli che sono in giro. Sono io impiegato. Tu sei quelli che puoi aprire e chiudere i rubinetti di internet. No, di internet no. Internet per adesso non vende ancora internet. Però ci arriveremo. È troppo un business in questo momento. Sì, secondo me ci arriveremo. La fibra la buttiamo giù insieme ai nostri cavi. Per cui facciamo trasporto per le altre città. A questo punto poi compareranno. Duro. Va su. Già pronte le ragazze del Barba per tornare in campo. E si ricomincia con la formazione tipo dei primi due set. L'arbitro si avvia al controllo formazioni. Controllo formazioni ultimato e si può ricominciare. Al servizio Lenasti, numero 42. E via, si ricomincia. Battuta ben ricevuta e attacco vincente di Sforzini in Diago. Valentina al servizio e prende punto anche al servizio. Ace di Valentina Sforzini. Altro ace. Wilfredo Leon, 13 di fila. Bella giocata del 28 di Asti. Un bel attacco. Al servizio il numero 39. Battuta sbagliata. 4-1 per Gavinoni. Al servizio Carolina Laico, centrale. Gioco in apertura di rete e Mascherini colpisce. Ancora la Laico a servizio. Buona difesa.
ricostruzione di Asti, opposto, difesa, palla comunque in qualche modo messa di là alle buone e stavolta il 28 finalizza il suo attacco di nuovo. A servizio Pleiasti. Buona narice di Sforzini e l'esperienza del capitano Mascherini che finta in attacco e poi l'ultimo momento scavalca il muro con un pallonetto, diciamo, pilotato proprio. Ace di Mascherini. Ancora il capitano a servizio e stavolta il servizio si infrange sulla rete. 7-3 e mister Barba, Marco Barbagelata, chiama lo stesso doppio cambio del primo set, quindi cambio del palleggiatore e cambio dell'opposto. Grande palla recuperata da Sissi. E stavolta invece nulla ha potuto fare contro un attacco dell'opposto portato a fondo campo molto bene. 28 per Asti al servizio. E Alice stavolta è stata murata, forse palla un pochettino attaccata e comunque un po' difficile da realizzare. Può capitare, dai ragazze. 7-5 per Novi Gari. La palla che passa, tocca il nastro e cade. E Asti si porta sul 7-6. Ancora un buon servizio, ma una buona riccia del sto libero. E palla comunque che era stata deviata dal muro, per cui ha fatto bene il nostro libero a tentare di recuperare. Al servizio il numero 28 per Asti. Palla fuori, palla fuori. Servizio 17 Silvio Traverso. Possibilità di rigiocata con un attacco in diagonale di Sforzini, ben tenuto da Asti. Stessa cosa dall'altra parte, cambio di gioco e stavolta Sforzini gira sulla parallela in modo vincente, centra perfettamente l'incrocio delle righe ed ancora Silvio Traverso a servizio. E fallo di doppia chiamato dall'arbitro. 17 per Novi Gari. Ancora Silvio Traverso a servizio. Attacco in parallela ben coperto.
e traverso che va anche a concludere. Sforzini che va a cercare con esperienza il muro avversario, fanno il classico muro è fuori, mani fuori, e ancora Silvio Traverso alla battuta. Palla ben difesa da Silvio Traverso ancora e ancora la ripetizione dell'azione di prima con Sforzini, che anche in questo caso l'esperienza va a giocare sul muro dell'avversario. È incomprensione di gioco fra il palleggiatore e l'opposto probabilmente. Ed è punto per Novi Iavi. Time out chiamato dal tecnico di Asti, primo time out del terzo set. Si rientra in campo per disputare la seconda metà dell'ultimo set, del terzo set, e la battuta Silvio Traverso. Sini che riceve e va a attaccare, stavolta il roll shot non passa. E si conclude con una piazzata che comunque viene intercettata dall'avversaria. E peccato che questa fase, diciamo, di gioco in cui ci sono stati dei salvataggi, alla fine Gavi non è riuscito a portare a casa il punto, per cui punto per Asti che si porta sull'8, 13-8 per Gavi Novi. Il servizio, battuta diciamo ibrida, ma contrattacco di Sforzini e punto realizzato. Ancora cambio, entra il numero 7 Scotti ed esce Silvio Traverso. Serie di contrattacchi da parte delle squadre che non se le lasciano, e palla che probabilmente è stata deviata, toccata da Gavi Novi, e punto per Asti. Che si porta sul 9-14. Battuta in salto spin lunga. E mister Ravagellata riavvolge il nastro e fa rientrare le due atlete, Valentina Bertelli e Mascherini. La ripetizione dei campi che ci sono stati, diciamo, nell'arco di tutti i tre set, per far rispettare
le compagne. Valentina Bertelli al servizio. Primo tempo con alzata in salto e cambio di gioco sull'opposto. Palla ben difesa da Gavi e ottime difese ancora di Asti. E abbiamo assistito a un scambio di colpi senza risparmio da parte delle due compagini e alla fine è prevalsa, diciamo, l'esperienza di Sforzini. Ancora Bertelli al servizio. Ben posizionate in difesa le ragazze di Barbagelata, e anche stavolta una palla difficile viene aggiustata con un tocco di destrezza da parte di Valentina Sforzini, che riesce, diciamo, ad aggiustare questo tocco. Ancora il servizio Valentina Bertelli, che stavolta sbaglia la battuta e concede il punto all'avversario. Numero 42 al servizio, la banda, l'attaccante di banda della squadra di Asti. Battuta veramente indirizzata. Questa volta forse palla un po' attaccata e il muro di Asti ha preso il sopravvento. Ancora il 42 al servizio per Asti. Questa battuta che cade improvvisamente ha messo in difficoltà il nostro libero. Passo verso rete di Bertelli che in salto riesce a pareggiare mantenendo equilibrio e distanza. Questa palla non facile. Palla appoggiata, palla dietro sull'opposto, ben difesa da Asti, contrattacco di Asti e chiusura. Alla fine ci arriva sempre il capitano Mascherini, che si dimostra una giocatrice di un certo livello che conosciamo. Sforzini al servizio. E palla difficile da giocare. Ancora Valentina Sforzini al servizio sul 20-12 per Gavinovi. Buono l'attacco il nostro numero 7 e buona la chiusura a muro. Questa volta grande attacco del 28 di Asti, che probabilmente è l'attaccante più incisivo in questo momento.
non passa Scotti, però la nostra difesa riesce a rigiocare, ma alla fine prevale il posto di Asti con una bella schiacciata diciamo senza muro, ma comunque una bella realizzazione. Ed ancora cercare il muro fuori con una rotazione di polso da parte di Capitan Mascherini. A servizio Rolaico, centrale. Rigiocata, palla ancora giocabile. E Mascherini si prende la responsabilità di andare a tirare sta palla non facilissima e comunque qualitativamente efficace. Ancora la like in battuta e palla chiusa sempre da Mascherini, questa palla non molto precisa in ricezione e Mascherini non sbaglia. Siamo sul set point e match point e si conclude qui la partita con una bella vittoria da parte di Gavinovi, un ritorno al Palagavi diciamo in festa. Onore alla compagine di Asti composta da giovani che avranno la possibilità insomma sicuramente di crescere e hanno disputato una buona partita dato la loro età. Un saluto farà le due compagini in quanto la sportività nella pallavolo è sempre il principio diciamo prevalente. Okay? Interrompiamo la trasmissione dal Palagavi con questa vittoria che dà punti morale a Gavinovi e con l'auspicio di essere pronti per la prossima sfida. Buona serata a tutti dal Palagavi e buona pallavolo.